Allora, eccoci qua. Prusnak. Ma aspettiamo un attimo chi si ricollega. Non so se sai che cosa è Prusnak. No, cugino di Snorvix, mi sembra. Sì. Snorvix secondo. Secondo, sì. C'è anche terzo poi nel mio magazzino. Beh, quella è una lunga dinastia che va avanti da secoli e secoli. Sono dei Prutolon. Vabbè, così, per ridere. Allora. Prutolones, cazzo, Prutolones. Non mi ricordo la precisa cosa. Non credo. Cazzo, è tutto quello che dico. Ma ricordi, il problema è che ricordi male le cose. Vabbè. Se le ricordassi meglio, per me non ci sarebbe problema. Però quando c'era lui era un altro discorso. I treni arrivavano in orario. E quello è un altro discorso. Qui dei treni ci sono, però non in modo piacevole. Ah, non ti piacciono i treni? No. Prutol. Allora. Volevo essere Brody, ma mi mangiavo i cavolfiori. Manco mi piacevano. E cagavo sul tuo sentiero. Il tempo è relativo, vero Giamma? Sì. Ok. Allora. Sì, lo è. Spesso, ogni tanto. Aspettiamo giusto qualche secondo. E partiamo dal primo video. Sono riuscito a caricare proprio una playlist, così sono già tutti caricati e andiamo nell'ordine giusto. Allora, il primo video è uscito, pensa un po' Gianmarco, nel lontano 20 giugno 2009. Va bene. Quindi sti ragazzi hanno avuto l'idea di girare tutto questo e di organizzare tutto quello che vedremo, vanno su YouTube e caricano questo primo video. Introduzione. Nelle note c'è un semplice 0. Allora, questo è un footage ritrovato, un po' come abbiamo visto il video prima di come inizia. Sempre Alex Credi si chiama. C'è sempre cosa di Alex nel mezzo. Era un film intitolato Marble Hornets, quello che abbiamo visto che è stato citato pure prima. Su 3 mesi e c'è un pochettino di casino, sta succedendo un attimino qualcosa. Quasi verso la fine Alex ha stoppato il tutto e ha interrotto le riprese. C'era una condizione di lavoro pessima e non si riusciva a fare niente. Così mi sono fatto dare un attimino, ho preso queste cassette per capire un attimino che cosa ci fosse dentro. Questo è il contenuto delle cassette che lui gli ha dato e gli ha detto brucialo. Quindi ti ricontatta questo amico dopo tanto tempo, sai che fa il regista, sai che stava girando delle cose, ti chiama, ti dà uno scatolo pieno di vecchie VHS, l'unica cosa che ti dice è di bruciarle. L'unica cosa che andava fatta era questa. Perché non l'hanno fatto? Quindi giustamente sta persona che ha preso le cassette ha detto ma fammi vedere un po' lui perché vuole farmi bruciare questa cosa. È un regista, magari ha fatto qualcosa di bello. Meglio facevi i cazzi di tu. Questo poi lo vedremo un attimino più avanti. Poi comunque non si sono più rivisti. Lui aveva perso proprio condizione di queste cassette, un giorno le ha ritrovate e ha iniziato a vederle. Sono passati 3 anni, non l'ho più visto, non l'ho più sentito, ti ritrovi le sue cose davanti, tu dici aspetta un attimo, ma fammi vedere che cosa c'è nel mezzo. Quindi lui dice io mo inizio a caricare queste cassette, casomai trovo qualcosa ve lo posto online. Questo è l'incipit di base, mettiamola così. Prima cassetta, 1. Ho primo dato che lui è riuscito a recuperare. Ho trovato una clip un attimino con qualcosa che non va. Sì. Questo è ambientato in casa rispetto che sul set ed è stato tolto l'audio.
ricordo era... Sì. C'era solo sta cosa che era un pochettino strana in tutto quello che lui stava cercando. Sì. Ok, se trovo qualche altra cosa la faccio vedere. Questa qui il 21 giugno. La successiva è apparsa sempre in giornata. Questi eventi dovrebbero essere prima di quanto mostrato prima nella clip. Allora, i sottotitoli in italiano. Ecco qua, li mettiamo almeno in inglese. It was strange. So we headed back home. I have a little bit of time left on this tape, and I'm going to go see if he's still hanging around. In fact, I think this is the light that he was standing under. So I'm going to have a look here. Okay, you can't really see it well on the camera, but I don't see anyone around here, so I guess he's... Il posto più tranquillo dove essere nel cuore della notte, proprio il massimo della tranquillità. But yeah, there's just something about that. La cassetta finisce qui. Che difatti se vai a rivedere nella scena precedente, nella parte quella lì dell'entrata 1, che noi possiamo un attimino esaminare la situazione e tutto. Allora, ecco qua. Non so se prima ci avevate fatto caso. Io l'avevo già visto. Ecco. Cree, tu l'avevi visto? Eccolo là. C'era un amabile personaggio. Una nota figura. Dal cuore di panna, mettiamola così. Sì, sì. Proprio la persona migliore da trovarti fuori la porta in un luogo isolato e tra i Enzo boschi. Salvi? Non penso, no, penso che Enzo Salvi non dà Non l'ho problemi. chiesto. Non ti va, era Enzo Salvi. Quindi, così come in questo l'avevo visto, ma ho provato a non pensarci troppo. No, no, noi certe cose le dobbiamo vedere e le dobbiamo affrontare tutti. Quindi il fratello, cioè la persona, il suo amico aveva comunque era riuscito a mettere qualcosa sul nastro di effettivo. Sì, allora lui al momento in tutto il girato, sta persona che ha trovato le cassette ha detto non vi metto ogni singola cosa, vi metto le cose un pochettino particolari che trovo. Sì. Ha iniziato a trovare queste cose di ste riprese dove si vede sta persona fuori. Ci sono parti di montaggio da prima, cronologicamente prima di quella che abbiamo visto come entry 1, Sì. e comunque anche lì si intravede qualcosa. Sì. Lui però sta continuando a trovare del materiale. Metti. Tanto ci fa piacere. Un po' meno per il tuo amico che probabilmente è morto. Dice che la maggior parte delle cassette non contiene roba sul film. Quindi sulle cassette che... Ah sì, è vero, erano cose a parte. Che lui gli ha detto venite a prendere queste cassette del film, sì, di quello che stavo girando. In realtà del film c'era poco e niente, perché tutto era sovrascritto, registrato. Mettiamo un attimino un po' di esame corretto su quello che è successo. Inizia a non esserci cose relative al film, quindi tu ti trovi sto bel box davanti di cassette, prendi la prima e ti aspetti di trovarti parti recitate, colloqui con gli attori e quant'altro. Ti inizi a trovare invece tutto questo. Non è bello. Non è piacevole. Se tu mi avessi chiesto una cosa del genere io avrei bruciato tutto. Il problema è anche che tu ne hai iniziato a vedere una e davanti a te c'è altre 5, 6, 10, 20 cassette, quindi c'è nelle altre cosa c'è. Le devo vedere tutte. Ok. Allora, voi se notate qualcosa ditemelo, io metto pausa tranquillamente e andiamo ad osservare nel dettaglio,
Oh, ragazzi, no, per il momento non c'è niente di cui cacarsi, è tutto tranquillo. Al momento è ancora tutto calmissimo, ragazzi. Ah, ok, vedi. Christian, secondo me quello che ci sta facendo cacchina sotto sei tu. Dai, Christian, ammettilo. No, ragazzi, al momento è tranquilla, fidatevi, arriveranno le parti belle horror. Io poi non ricordo tutta la storia, tutte le date e quant'altro, la portiamo così tranquillamente. Poi vediamo se vi piace, vado a prendere qualche approfondimento, ci possiamo vedere un riassunto più approfondito, però prestate attenzione, se notate qualcosa di strano, diteci pure di mettere in pausa e tornare indietro, cioè gestiamocela a modo nostro tranquillamente, non mettiamo solo i video e andiamo avanti. Qualunque cosa notate, fermateci. Poi quello, No, Maronna mia. no, ma quello che si caga sotto è quello. Ragazzi, fidatevi. No, pure questo, mo. Anzi, pure quello, mo. Stavo così bene. Ecco qua. Lui sta lì, sta a lavorare tranquillamente. C'è un bel bosco. No, quello stiamo seguendo, sto facendo un attimino conoscere questa serie horror a chi voleva seguirla in live. Seguila anche tu, ma attento che in alcuni punti è bella horror. Tu osserva con attenzione, se noti qualcosa di strano, dillo pure tranquillamente. Allora, quello con l'entità che c'è in questa storia, non è inutile che ti porti la lupar, non serve. Non hai il secondo proprio di mirare e premere il grilletto, non ce l'hai. Non ce l'hai assolutamente. Quello quando torni a scuola, ringraziato al Padre Eterno, Allora, facci sapere. il grosso che ci ha mostrato finora è quello che ha visto nelle cassette precedentemente utilizzate. Però dopo di queste non c'è nient'altro, quindi c'è tutta una serie di cassette piena di contenuti, c'è sto blocco che in realtà sembra non dire niente, sono sequenze di vita normale ma senza arrivare a qualcosa di specifico. Aspetta e spera, quello tanto ci dovrai tornare. Oh ragazzi, settembre è arrivato. Cioè, è facile il discorso quello. Ricorda sempre che tu non hai il potere. Però ecco, una cosa importante che sta vedendo le cassette ha notato è che Alex, durante il periodo di riprese del film, cercava sempre di stare con una videocamera in mano. Anche per le cose più comuni, lui doveva avere una videocamera in mano e registrare quello che stava succedendo. E questa qui è uscita 23 giugno del 2009. Non penso proprio, Enzo, cortesemente. No, lascialo stare, lascialo stare. No, ho capito. Allora, Adesso prendo e inizio a citare un vecchio discorso. c'è qualcos'altro di strano senza audio sotto? Basta audio. No, c'era qualcuno che è passato accanto. Diciamo che è un parco di notte così. Poi la telecamera è caduta. Ok, lui sospetta che stesso Alex abbia tolto l'audio. Prima di Marble Hornets comunque erano andati a fare scouting per trovare le varie location e tutto. E c'è dell'audio distorto in questa cassetta qui. Perché togliere l'audio? Bravo Christian. Mi manca la loro di fondo. È quella, non ne senti un cazzo.
Ma al momento è iniziata, sono di base, guarda, sono videocassette di un ragazzo che ha chiesto a uno dei suoi vecchi amici di bruciarle, però sto ragazzo non sente sto amico da un bel po' di anni e ritrovandosi ste cassette davanti ha iniziato un attimino a rivederle, stanno uscendo un attimino delle cose strane. Decide to actually go back to Sarah, try to win her back. And we got a good number of shots here. We have the stream down there. No, se qualcosa corrompe l'audio, c'è qualche problema. Guardate ancora. Poi vi ho detto, se notate qualcosa dite pausa e cerchiamo di vedere bene la scena senza problemi. Torna indietro. Ancora. Dietro una poca telecamera che lo rinquadra, quindi ancora indietro. Ok, di più. Full screen please. Allora, non so se lo posso fare per non avere troppi problemi in live, però a sto punto, visto che finora siamo ancora in live e nessuno ci ha detto niente, lo mettiamo direttamente così. Ancora indietro, esatto, fai ripartire la scena, ti dico io stop. Stai col dito pronto? Stop. Là c'è qualcosa. È troppo lì. Dietro. Dietro l'albero là. Torna indietro. Qui, questo qui. Questo è qualcosa. Questo è palesemente qualcosa. Tu dici questo. Questo è qualcosa, quello è lui. Quello è palesemente lui. Lui dice qui. Tu lo dici da sto puntino sì, qua che è la testa. È dal corpo nero sotto, okay. Cazzo, si vede un corpo nero dietro l'albero, ragazzi, non sono pazzo. Allora, andiamo avanti nella scena, anche se più che altro dobbiamo iniziare dalla distorsione. Lui e non quello, non intendo quello lì, no. Giustamente i bastardi, pure se vai, cioè, in stop motion è un po' blurrato, quindi si vede poco. Figa. Allora, qui niente. Eccolo là, là. Allora, tu dici che è là. È là. Va bene. Vediamo un attimino. Gianmarco l'ha visto là. Voi l'avete visto lì? Non so se hanno visto bene la zona con la freccetta, magari non si vede bene. Ma io sono fidatevi, c'era qualcosa. Allora, andiamo avanti. C'è ancora qualcosa. Guarda, ritorno un'altra volta un pochino indietro. Loro non vedono. Raga, come cazzo lo faccio? Là, ragazza, là, ragazzi. Lui dice qua, la esattamente qua dietro. Enzo, la vedete? La freccia la dovreste vedere. Sta facendo un cerchio attorno alla... Guardate, c'è una macchia bianca dietro al tronco. Lui dice qui. Vedete che c'ha pure una base nera sotto, la vedete? Mostra con il cursore. Allora, lui dice esattamente qui proprio fermo. Non vedo neanche la freccia, no, non lo vedo. Allora, aspetta, il cursore dovreste vederlo. Un attimino vedo se... Ok, aspettate, vedete adesso? Adesso sì. Ok, aspettate che rimetto la chat davanti. Allora ragazzi, qui. Gianmarco dice qui. Guardate là. Lo vedete l'albero proprio, guardate poco a sinistra del tronco, c'è quella macchia bianca. La zona qui. È palese, cazzo, se si parla di Slender... Allora, noi adesso ce la facciamo un attimimo divertente, a modo nostro. Noi lo facciamo così. Io avevo pensato inizialmente di andarmi a vedere prima le puntate così da farvi notare le cose. La facciamo in modo diverso.
visto che è suddiviso in stagioni, noi finiamo la prima stagione, ci andiamo a vedere un video storia approfondito dove fanno vedere nello specifico tutti i punti dove appare qualcosa o quant'altro e vediamo chi indovina oppure no. Mi fido di Gianmarco. Waiu è lui. Se volete facciamo sto giochino e vediamo un attimo, almeno ci divertiamo pure tra un cagotto e l'altro, Cioè, immaginatevi la figura dello Slenderman, blurratela e guardate quel coso. Allora, ditemi che sbaglio. Di base io mo, è tipo 2 metri. andiamo avanti. Io mo mi segno che Gianmarco ha detto che all'entrata 5 c'era qualcosa. Già si è intravisto prima, io però mo l'ho visto. Poi andiamo a vedere se è vero oppure no. Quello è il primo, quando è uscito a destra della porta. Quello era un omaggio della casa, mettiamola così. Era un po' evidente. Ok, ti dicono sbagli. Christian, credo che per il budget del 2009 l'avessero loro una cazzo di Gianmarco, aspetta, tu vedi la serie, non ti preoccupare. Vedi bene la serie, vai tranquillo. Sta là, figa, è lei, è lei. Gianmarco, è lei. Quello, ma lo Slender non è completamente bianco, però quello se iniziamo a dire cazzate adesso. C'ha il vestito nero, lo Slender. Gianmarco, non è lì. Come non è lì? Non è lì. Dove l'hai visto tu? L'hai visto tu? Allora, io mo non ricordo dove. No, Aiu, sta là, Aiu. Allora, guardate, mi piace giocare ad armi pari perché io so una cosa che mi aiuterebbe, voglio giocare anche io. Così come so io questa cosa, adesso ve la dico anche a livello di trama. Allora, ce l'ha detto prima, qualunque cosa lui facesse, dovunque andasse, voleva che ci fosse una telecamera che lo inquadrasse, sì, che girasse la scena. Sì. Le apparizioni principali, più quelle un attimino un pochino più subdole e fatte benissimo, concentriamoci sempre su cosa c'è dietro alle spalle di Alex, che abbiamo capito che sta entità sta cercando di prenderselo. Poi che se lo prende, questo è un altro discorso, che se no l'amico non aveva ancora le cassette. Teoricamente, da dove dico io, è alle spalle di Alex. In teoria. Va bene. A me sembra di averlo visto. Che vedevo. Raga, a me sembra che c'è lo Slender là. Mi sembra un po' basso. Dà l'impressione di qualcosa. A me sembrava, Magari sto flashando io, vai. Però a me sembrava lui. Magari mi sto facendo influenzare. È uscito, visto qualcosa che poppava. C'è una piramide rossa, una struttura rossa così. Mai vista. No, forse ho flashato io allora. No, forse era un tronco, raga. L'audio continua ad andarsene così all'improvviso. No, forse era un tronco, ragazzi, allora magari ho flashato io male. Stanno svanendo le mie sicurezze. Io vi posso già dire che di sicuro c'era, ma non l'abbiamo visto. No, allora no. Ok. Allora no, raga, mi dispiace. Ci sono anche un paio di problemi visivi in questa cassetta qui, quindi comunque cose stanno continuando ad uscire. Quindi alcune delle cassette sono un attimino corrotte da qualcosa. Sì, un po' strange. Questa è quella che abbiamo visto prima. La stessa appare nella 3. Ma c'hanno dei tagli. Forse sono tagliate. No, ci sono delle interferenze, mettiamola così. C'è un toast bruciato in basso a destra. Non so che... Allora, questa clip l'ha trovata all'inizio di una nuova cassetta e potrebbe essere il continuo della Entry 1. Non c'è audio. Oh, allora. No, mi sono perso. Allora. Questo l'ho visto. È lui. No, questo è lui. Vedi la giacchettina,
la bella testa senza il volto, sarà un riflesso della finestra qui, però qui è lui. Ok. Questo è proprio lui. Sa, tu ti affacci, vedi una persona così fuori la porta distinta, poi ti vuole ciucciare l'anima, questo è un altro discorso, però qui c'è. C'è lo Slenderman fuori la porta, ecco, mettiamola così. È venuto a fare un salutino. Una cosa, questo è quando lo Slender è vicino ci sono interferenze. Sì, che diciamo... Allora, non è una cosa ufficiale che purtroppo non abbiamo ancora contatti effettivi con spiriti e quant'altro, però diciamo che è risaputo che certe entità dovrebbero portare alle apparecchiature elettroniche dei disturbi. Quindi ne ha fatti un bel po'. Eccolo qua, c'è qualcuno fuori. Sì. Questo l'abbiamo visto tutti. Sì, questo qui l'abbiamo visto tutti. Questo Era abbastanza chiaro. Entry 7. Una prima messa in opera di Marble Hornets. Okay. E Alex sembra che stia a parlare con una ragazza che sta al di fuori della telecamera. Let's start again. Let's start again. To look at you. Yeah, that's fine. All right, I'm rolling, and just a second with me. Che è successo, Cristian? Che è successo, Cri? Che è successo? Vai, spara la teoria. Non fare come la teoria dell'altra sera. Ho capito chi ha telefonato. Bravissimo Christian. Alex in realtà, eccolo là, lo sapevo. Bannalo. No, non è Alex Casey. No, questo non è un prequel di Alan Wake. Siamo su quei livelli di ragionamenti che dovremmo fare per capire la trama, però non è Alex Casey. Guarda, sì, posso dire Alan Wake e anche Alex Casey se lo mangiano lo Slenderman. Sì. Se lo mangiano, sì. Questo però è fatto bene. Ricordati che ci sono le moto, le Harley Davidson che diventano lupi. Ricordati sempre. Yeah, don't say anything because the camera picks it up. All right, you ready? Yeah. Are you gonna feed me Tim's lines? Yeah, just a second. Specchietto? Sto guardando intensamente lo specchietto, è troppo messo bene. I don't know. This town just doesn't feel the same to me anymore. I missed it so much when I was in college. But now that I'm back, Ma io lo so che tu lo sapevi. I just feel like a depressed teenager all over again. Stuck in a loop of unhappiness. Maybe you've grown up. I don't know. Maybe this town has grown up. Maybe it has. All right, good. Dove sta? Qui in fondo. Questo me lo ricordavo. Qui in fondo. Lì? Sì, è lui. Ok. La testa, il corpo. Ok, sì. Quindi si stava avvicinando sempre più. Così come nelle prime cassette lui era lontano dall'abitazione ed era una figura minuscola, ma adesso addirittura in città, mentre erano in macchina, lui si stava avvicinando. Qui adesso lo vedete? Lo stiamo circondando con la freccetta. Sta là, sta prendendo un po' di sole perché poi lui è bianco, quindi ha detto ma trova una giornata di sole, esco pure, e poi si sono incrociati qua, è combinazione, è capitato. Però capita troppo spesso che questi due si incontrano. Ok. Quindi tu sei lì a fare una prova prima di girare il film e c'è il satanasso da dietro che... Vabbè, tutto a posto. Tutto a posto. Qualcuno stava seguendo Alex. L'avevamo intuito. Anche perché così come noi stiamo scoprendo sta cosa, pure chi sta guardando queste cassette sta iniziando a notare certe cose.
Ok, stavolta non c'è l'audio ma non ci sono interferenze. Questi sono i famosi disegni, lettere, messaggi di Slender. Ci sono dei problemi. Si chiama fisco, non credo. No, non credo. Non penso, però. Il resto della cassetta è troppo scuro per poterlo vedere e l'audio non ritorna. Non ho mai visto Alex comportarsi così durante questo footage di Marble Hornets. Seemed really distant ever since he came back, you know? And? I mean, Guardate tutti i volti, tutti i personaggi che appaiono. did he come back because of you? Because he never told me why he was here. Qua al momento non lo riesco a vedere. He left Che me when c'è? he went off to the city, and that's that. Yeah, I guess you're right. So, I mean, what's the plan now for you? What's next? I'm not really gonna do anything. We're gonna do it again. The pacing still feels weird. It doesn't sound like a conversation. You guys still sound like you're reading off of the script. Let's just have a conversation. Let's do it again. Still, 8 takes. Still. Can we go yet? Action. Well, no, we can't. Just a second. Yeah. Wonderful. That's what happens when you come out of public place. Good thing I didn't have anything to do later today, you know? 12 to 1. Why would you have anything to do anyway? You knew you were coming on set. You knew this could take a while. Yeah, it was supposed to be an Obviously. afternoon shoot, though. You guys would do it right first It was time. afternoon shoot. I didn't even buy lunch Let's for just this do it shoot. Let's just do it again. Just stop. Alright. Action. He seemed really distant ever since he came back, Cut you know? from the beginning. Rolling. What? Roll. Did you not have it recording during the break? I told you to keep the camera recording at all times. Oh, how long was it off? I forgot for a second. You forgot. I gave you one job. All you're supposed to do was come in here, set up the camera, make sure it doesn't fall over, and press record once. You don't stop it at all. I made this extremely clear. If this, Era un po' ossessionato da sta Sì. cosa, come Un se po' stesse malato, cercando guarda. di... No, lui stava cercando di registrare qualcosa. No, questo sì, diciamo un'ossessione praticamente. I'm gonna go on for a while. Can I get a script again? You're saving time on the tapes. Sammy, you helped me load up the car. You know how many tapes we have. If we run out of time on this tape, we'll get another. It's not a problem. I mean, how clear do I have to make it before you listen? I mean, you brought your dog. How many calm cents is down. that? Memorize your lines. It's just a mistake. Memorize your lines. Maybe we'll get through this a little bit faster. Nella più chill qua Don't read dentro. them right off the page. Oh, You gotta be okay. a little bit more human with it. Because Don't be I've so... had the script in every scene. Exactly. Yeah, act. How about that? Oh yeah, that's real nice, you know, considering how much you're paying us and everything. Why would I pay you for what you're giving me? I mean, really. Oh, that's real nice. Who else is gonna work with you with this attitude? Look, Yeah, you already spent I'm so much sorry. money on tapes, you can't afford actors anyway. let's just get it done with. All right? Let's just get it done. I'm sorry. Just don't stop recording. Adesso lo se- Non No, penso nemmeno quello. Okay, fine. Sorry. Alex doveva registrarsi, Sempre. punto. Sempre. Sempre, comunque e dovunque. Ci sta. Qualunque cosa gli stava alterando anche la personalità. Così mi sa che in realtà dovremmo iniziare a settare. Sì, dopo di questo così ce ne siamo visti 10 e switchiamo così vediamo anche Non ho il capito titolo. cosa, non hai capito quello. What? Allora, qui mo adesso c'è un po' di casino. Mm. C'è qualcuno che sta scappando.
No, non sei in un bel posto. Oh. Allora, torniamo un attimino indietro. Ecco qua. Le gambe ci sono e tutto. Lui mostra l'ossessione del protagonista di fare video e registrare ogni momento. Sì, il punto è capire, eccolo qua, lo vedete in fondo? Quindi mo non sappiamo perché Alex si trovava di notte nel luogo più oscuro di tutta l'America settentrionale e stava scappando da qualcosa e se l'è ritrovato davanti. Non è un bel momento e manca addirittura l'audio in questa clip. Mi fregò le prime volte facendomi prendere un paio di jumpscare belli grossi. Una volta capito come guardare il tutto per bene, aspetta un attimino, ecco, difatti, l'avete rivisto alla fine? Sì, ma io gli occhiali ce l'ho giusto per non affaticare gli occhi, di base ci vedo abbastanza bene. Eccolo qua. Lui è riuscito a rientrare comunque più o meno nella sua abitazione, ma non... Per quanto stia provando a scappare, se lo ritrova continuamente dietro. Quindi effettivamente Alex ha un attimo una brutta situazione tra le mani. E questo video qua, così riprendiamo dal prossimo, tra un paio di giorni, è uscito il 29 luglio 2009. Manco tanto dopo. Quindi voglio sperare che non manchino tanti giorni. Quindi voi, se volete continuare a seguire sia la serie questa qua, che a questo punto possiamo fare che quando viene messo un episodio nuovo di quello che abbiamo visto prima, ci vediamo quello nuovo insieme e poi ci vediamo dopo qualche altra puntata, questa qua vecchia, così vediamo di recuperare un pochino il tutto. Quindi iscrivetevi al canale. Appena avete una notifica o vedete che è uscita una nuova puntata, state certi che io la sera appena esce la portiamo in live e ci continuiamo tutto insieme. Anche perché sono un uomo vecchio e ormai stanco, quindi se mi date una mano a ragionare, capiamo prima i misteri, ci godiamo meglio l'opera e non ci sono problemi. Poi io ho gli strumenti da streamer, quindi vedrò di postare una storia pure su Twitch, così magari se non trovate la notifica di YouTube vi informo io, quindi riusciamo a portarcela avanti. Quando ci sarà la prossima puntata e chi lo sa. Il primo blocco finisce così. Al momento, credetemi ragazzi, concedetemi sta cosa, continuate a seguirla sta serie appena possibile, oppure continuatevela un pochino da soli per vedere avanti che cosa succede e poi le rivediamo insieme. Non ci sono problemi, cioè non è che me la state vedendo con me, la vedete solo e unicamente in questo modo qua, no, ve l'ho fatta conoscere, io la porto in live in questo modo qua, ci troviamo un punto in comune per vederla o rivederla, vederci sia la puntata nuova che fare un resoconto delle puntate vecchie. Quindi pure se volete in privato datele un'occhiata e andate pure un pochino avanti. Capite solamente, ecco, qual è il limite. Se no, aspettate, ve lo faccio sapere un attimino io. Aspettate un attimo. L'importante è che ci diamo dei punti dove poterci poi agganciare un attimino tutti. Quindi più che altro alla fine della stagione 1 allora, datemi giusto un paio di minuti che ci sono.
Ecco, allora, mettendo una playlist con tutti i titoli in ordine corretto, è fino all'entrata 26, entry 26, e sono 44 episodi, mettiamola così, tutti i vari video disponibili. Gianmarco già sta vedendo delle cose. Allora, aspettate, giustamente così viaggiamo tutti alla stessa maniera. Allora, vi posto il link, questo qua in live. A questo punto l'abbiamo trovato, ve lo do direttamente. Quindi in libertà, se volete tutta la prima stagione, iniziatevela pure a vedere quando avete un pochino di tempo. Vedeteli in questo ordine qua. Vedeteveli con calma quando avete un paio di minuti. Mettetevi pure una sera e ve li vedete tutti insieme come se fosse un film. Cercate di capire voi un pochettino gli indizi. Mettiamo tutto insieme e cerchiamo di capirla tutti quanti per bene la storia tranquillamente. Quindi c'è un bel po' già da vedere. Poi se vedete lui, questo qua è un problema bello grosso, soprattutto per quando appare la prima volta. Eccolo. Allora, dateci giusto qualche minuto che stacco e mi organizzo la play, così proviamo subito l'altro titolo. 5 minuti al massimo.